Un'iniziativa sicuramente interessante, quella di oggi, che vede l'epilogo di un anno di attività svolta dall'Associazione Acquarinto in collaborazione con il Comune di Realmonte, dove ha sede proprio lo SPRAR. Vediamo come sarà la manifestazione e quanto è importante anche momenti come questi. Oggi è un momento importante per i nostri ospiti perché consegniamo insieme al preside Santino Lopresti del CPA di Agrigento gli attestati di frequenza e di superamento degli esami dei nostri ospiti che hanno frequentato la scuola pubblica. È un momento importante ovviamente per loro perché dopo un anno di frequenza riescono ad ottenere un primo obiettivo che sicuramente sarà importante per il loro proseguo nel percorso di inserimento che noi appunto ci prefiggiamo di fornire loro perché appunto l'obiettivo principale di questi progetti di accoglienza, il progetto SPRAR Realmonte, come tutti gli altri progetti SPRAR sparsi in tutta l'Italia, è quello sì di fornire assistenza, ma di anche consentire ai nostri ragazzi di avere un percorso di inserimento più agevole, e tutto questo ovviamente parte con la conoscenza della lingua italiana. Premiazione, consegna degli attestati al termine del corso di alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana da parte del CPA in collaborazione con l'Associazione Acquarinto qui a Realmonte. Sì, la struttura di Realmonte è una struttura molto attiva. Noi abbiamo, proprio per soddisfare le richieste che venivano da questa struttura, da questa presenza qui dell'Acquarinto e quindi di questi ragazzi extracomunitari, assieme a quella di Siculiana, alla realtà di Siculiana, abbiamo aperto proprio una sede periferica a Siculiana. Abbiamo questi ragazzi che frequentano e sono contento. Oggi è una giornata conclusiva di un lavoro, di un percorso didattico dove prendono la certificazione della lingua, il livello A2, diciamo, quello del livello comunitario, e in più anche l'Acquarinto stesso dei percorsi che loro hanno fatto di inserimento lavorativo, quindi consegnano questo. Merifiore, Agnello, ma dico l'Acquarinto in generale, con una struttura che lavora con serietà, questo è estremamente importante, così come lo fanno tante altre strutture presenti nella nostra realtà. Noi abbiamo da poco fatto come dire, un rilevamento di autovalutazione e vediamo che il lavoro che stiamo facendo come CPA, seppur siamo da pochi, diciamo, nel territorio, quindi da 3 anni appena, però vedo che questo lavoro è fatto bene e c'è una soddisfazione che supera il 90%, questo ci riempie di orgoglio, non solo me che sono il dirigente scolastico, ma anche i docenti, i collaboratori scolastici, il personale ATA. Ecco, c'è questo scambio, ci ha aiutato a crescere tutti noi, ma anche penso le comunità. Oggi per noi è una giornata molto importante perché è una giornata nella quale si raccolgono frutti di intenso e proficuo lavoro. Quindi con soddisfazione verifichiamo che un po' diciamo, lo sforzo e l'impegno assunti oggi appunto vedono i risultati. Noi siamo molto fieri e contenti anche di questo, soprattutto non per enfatizzare ma per sottolineare da un canto il lavoro svolto e soprattutto il messaggio mediatico che comunque è opportuno sempre inviare, perché è un lavoro che si fa su una parte buona, si fa su una parte molto delicata, una parte nella quale bisogna sempre e comunque avere la massima attenzione.